Presentato oggi con una conferenza stampa alla presenza dell'assessore Gianni Tuttolomondo e del sindaco dottor Francesco Miccichè, il nuovo spot di sensibilizzazione sull'occupazione degli stalli sosta riservati ai soggetti con handicap fisici. Lo spot è stato realizzato da giovani attori agrigentini con la collaborazione delle associazioni che si occupano di disabilità. Devo ringraziare il mio assessore per la sensibilità, per l'intelligenza, per la capacità di quello che sta portando avanti. Io penso che sia forse c'è una segnaletica quasi unica, perché c'è aggiunto il simbolo della disabilità, il simbolo ONU della disabilità. Penso che questo sia un segnale fortissimo e sta anche a significare una certa maturità che questa amministrazione comunale sta acquisendo anche nei confronti della disabilità. Abbiamo organizzato diversi stalli in tutta la città e voluti proprio dal mio assessore, devo dire con un massimo impegno, quindi adesso penso che sia doveroso dare la parola anche a lui. Questa iniziativa diciamo che parte dal mio tavolo tecnico che ho voluto creare, che appunto facendo squadre con le associazioni, che da questo credo che è dato una grandissima squadra, che in quanto questa cartellonistica che voi vedete, che è unica nel suo genere per quanto riguarda i simboli, questo spot va ancora ad aggiungersi a questa iniziativa, in quanto le persone devono immedesimarsi nel problema, in quanto non dobbiamo fermarci nel posto dei disabili, perché non abbiamo un disabile a bordo. Però voglio anche sensibilizzare chi ha il pass per disabili, ovvero gli accompagnatori, che devono usare quel pass se il disabile non è a bordo. Quindi questo è anche un altro messaggio che io voglio mandare alla città. Spesso si fa un abuso, insomma, di questo pass. Sicuramente non è una tematica cara, perché io vivo il problema che è prima persona e quindi so cosa vuol dire questo problema, perché in quanto un minuto appunto per un disabile può essere davvero tanto tempo. Quando partiamo vengono detenuti al panificio, quindi dobbiamo riflettere, la città deve riflettere che gli altri sono importanti come tutti. Spesso gli stalli vengono occupati anche da macchine che non c'entrano niente, insomma. Sicuramente in ogni città io ho avuto dei problemi di questo senso. Qui ad Agrigento stiamo cercando di portare questa cultura del rispetto verso chi soffre, chi ha un problema, e quindi grazie anche al comandante di Giovanni abbiamo intensificato i controlli da questo punto di vista. Ecco, la città che tipo di risposte sta dando? La città credo che stia dando risposte importanti, che quando i posti ora vengono molto più rispettati. Ovviamente c'è sempre quello che sbaglia, però cercheremo che questo di portarla come culturalmente portare alla città. Grazie. Insomma, piano piano si continua a sviluppare questa cultura verso questo settore. Ma credo che sia importante portare la cultura appunto del rispetto, perché è importante che le regole esistono per rispettarle, quindi che è giusto rispettarle. Buongiorno, servizio handicap. Buongiorno, guardi, io stavo lasciando la macchina un minuto per andare al comune. Ma che sta facendo? Ha il cartellino per posteggiare qua? No, non ce l'ho il cartellino. E allora, se vuoi stare qui però ti devi prendere anche questa. Se ti prendi il posto, ti devi sedere anche qui. Ma perché che cosa c'è? Come che cosa c'è? Prego. Non me ne sono accorto, dovevo andare al panificio un minuto. Ehi! Hai dimenticato l'handicap. Cosa ho dimenticato? Se posteggi qui, devi portarti anche l'handicap. Addirittura. Sì, prego, siedi, dai, così ti do pure una carezzina. La levo la macchina, mi devi scusare. Se la vuoi lasciare qui ti ci accompagno, dai. No, scusami, no, non è corretto, mi devi perdonare. E allora sei bravissimo, ciao, buona giornata e non lo fare più, mi raccomando, ti guardo a vita. Ma dai, non lo faccio mai, per un minuto, dai, ho freddo. Un minuto è un'eternità. Scusa.
non lo faccio più. Non lo farei più. Non possono aspettare. Ma dai, per favore, dai! Anche un attimo, può essere un'eternità. Ciao ciao. Mi raccomando, ti guardo. A vista. Grazie per questo segno di civiltà. Buona giornata. Il parcheggio è libertà e autonomia. Volevi sostare solo per un attimo? Per te è un attimo, per me è un'eternità. Il mio parcheggio! Vuoi il mio parcheggio? Prendi il mio handicap. L'essere stupidi non è un handicap. Parcheggia altrove, parcheggia altrove. Tu puoi fare 100 metri in più. La disabilità non ci rende diversi. Ma straordinariamente normali. Facciamo attenzione.